Bene, buongiorno a tutti, porgo il mio saluto e quello dell'intero Consiglio regionale del Veneto a quanti sono presenti in sala e a quanti sono collegati via streaming. Ringrazio la collega Elisa Venturini che ha fortemente voluto questo evento, ringrazio il collega Lorenzoni per la presenza. Sulla qualità e bontà del prosciutto Veneto DOP sono appunto cose note a tutti. Forse è meno noto il fatto che la nascita del consorzio di tutela, avvenuta il 10 giugno 1971 a Montagnana, con l'obiettivo di valorizzare il prodotto, ha una significativa coincidenza con la nascita delle regioni. Il nome che allora venne scelto, del prosciutto infatti prosciutto veneto, la scelta fu dettata proprio dalla volontà di definire un prodotto legandolo alla sua provenienza territoriale. Nel nome all'epoca si aggiunse anche il riferimento berico-uganeo, con l'obiettivo di circoscrivere la zona geografica di produzione che da disciplinare conta 3 province, Padova, Vicenza e Verona, con un totale di 15 comuni che vede nei Monti Iberici da una parte più uniformi o più dolci nei pendii, dall'altra i colli ugani con i loro rilievi a cono, dare vita a un'area i cui venti, temperature, l'alternarsi di aria secca e umida rappresentano i tratti distintivi fondamentali nelle fasi della lavorazione del prodotto. Una delle battaglie più impegnative che devono affrontare i prodotti a marchio DOP, e lo sanno bene i consorzi di tutela, è quella relativa alla difesa del prodotto da fenomeni di contraffazione e Italian sounding, che alimentano un mercato parallelo e illegale. Conoscere nomi, zone di produzione, disciplinari e processi produttivi è certamente un impegno, ma è anche un modo attraverso il quale ciascuno di noi, nelle vesti di consumatore, può dare il proprio contributo nella difesa dei prodotti originali. Dico questo, e non me ne vogliono gli amici di Montagnana, perché il prosciutto veneto è nell'immaginario collettivo più noto come prosciutto di Montagnana, un nome che non è mai stato ufficializzato, che rischia però di ingenerare confusione tra consumatori nuocendo al prodotto stesso. Fatta questa debita precisazione d'obbligo, è con piacere che appunto ritornerò a Montagnana perché è la città in cui nel 1998 a maggio di ogni anno si tiene la festa del prosciutto, un appuntamento atteso e partecipatissimo. L'anno scorso abbiamo visto una cosa importante che non è semplicemente gastronomico ma è anche storico. Gli statuti cittadini di Montagnana infatti già nel 1366 avevano disciplinato in modo preciso le attività di allevamento, macellazione e vendita dei maiali, mentre un salto di qualche secolo in avanti ci porta ai primi del Novecento, quando sempre a Montagnana, a dare vita in novembre, mese in cui tradizionalmente si uccide il maiale, sia ad un fiorente mercato di mezzane, sia una loro esposizione che riserva premi in denaro ai migliori. L'edizione del 2024 della Festa del Prosciutto, insomma, è una prosecuzione ideale in un lungo percorso storico, punteggiato da riconoscimenti. Nel 1881 il prosciutto veneto riceve il primo premio all'Esposizione Nazionale di Milano, nel 1904 il diploma del Crystal Palace di Londra nell'ambito dell'International Food Grocery and Allied Trades. Nel 1981 la legge 628 attesta il riconoscimento di origine tipica, mentre nel 1996 arriva il marchio DOP. In un contesto come quello odierno, in cui permangono forti criticità per la filiera, dall'epidemia della peste suina ai costi di produzione ancora elevati, alle difficoltà di accesso al credito, ai prezzi alti su cui pesano fenomeni speculativi purtroppo che spingono i consumatori a ridurre i consumi e a ridurre anche i volumi all'interno del carrello della spesa o a indirizzarsi a prodotti più economici, a campagne sui pericoli per la salute derivanti dai consumi di carne ed insaccati, campagne spesso spinte da appunto qualche integralista che forse poco ha a che fare con il buon cibo, o spesso anche propri attacchi sferrati con scopi secondari non del tutto cristallini, vale la pena di evidenziare l'alta qualità del prosciutto veneto ed il lavoro che sta alle spalle di questa qualità che troviamo appunto nelle nostre dispense.
Instancabile e certosino il lavoro del Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione di una delle eccellenze appunto gastronomiche della nostra regione. Quindi manifestazioni come questa servono a trasmettere informazioni, a far capire l'importanza del lavoro che sta alle spalle di questa filiera e della qualità del lavoro e della storia che appunto c'è su questo prodotto. Quindi benvengano manifestazioni come quella di Montagnana, che ripeto ha una storia incredibile alle spalle e anche un ritorno di gradimento del pubblico che appunto ogni anno vediamo nelle piazze di Montagnana. Io adesso passo la parola alla collega Elisa Venturini. Io sono scortese ma ho una giornata piuttosto intensa, quindi vi lascerò alle sue cure, che sicuramente sono adeguate all'importanza, ripeto, della manifestazione. Complimenti ancora. Presidente, facciamo anche un applauso, grazie Presidente. E permettimi Presidente un ringraziamento per la tua presenza oggi, perché questo sottolinea anche l'importanza dell'evento, perché il nostro Presidente ci rappresenta il Consiglio regionale, quindi il fatto che oggi sia qui, nonostante tutti gli impegni che ci sono a livello istituzionale, denota la vicinanza anche a questo territorio e a questa manifestazione, e quindi un ringraziamento veramente sentito. Grazie. Grazie Presidente. E allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Continuo quindi come rappresentante della Regione del Veneto, come consigliere regionale, nel portare avanti quindi questo momento di valorizzazione dell'evento legato alla promozione del prosciutto Veneto DOP. E saluto tutti i presenti, le autorità, e ringrazio quindi il sindaco di Montagnana Giampaolo Lovato e l'assessore Elisa Rossetto per essere qui, e rappresentati in realtà un intero territorio, non solo il comune di Montagnana. E chi conosce tra l'altro un po' la storia di Montagnana sa benissimo che c'è anche un legame profondo tra Venezia e Montagnana. E poi naturalmente saluto i rappresentanti, in primis il presidente del consorzio del consorzio di tutela del prosciutto Veneto DOP, Attilio Fontana, grazie mille, i rappresentanti che sono qui presenti oggi anche dei vari prosciuttifici che partecipano a questa iniziativa, e poi anche il partner Mark & Co che è qui presente oggi e che è uno degli interlocutori, degli attori nella promozione di questo evento. È un momento importante di valorizzazione del territorio, perché quando noi parliamo di prosciutto veneto. E allora, se parliamo di prosciutto veneto, io penso che questo sia il pulpito più importante attraverso il quale divulgare. Cioè, se si parla di Veneto, lo si fa proprio in questa sede prestigiosa che è rappresentante di tutti i veneti. Non c'è quindi luogo migliore per irradiare, per divulgare e per dire: qui è presente un territorio. Perché non si tratta semplicemente di un prodotto edibile, cioè di qualcosa che si mangia, ma dietro a questo prodotto c'è una storia, una tradizione, delle persone, un territorio, impegno, lavoro, sacrificio e collegamenti e connessioni con il territorio. Perché quando noi promuoviamo il prosciutto Veneto DOP, in realtà lo vediamo in questa manifestazione, in questa kermesse, noi andiamo a toccare le realtà presenti nel Veneto e che riguardano anche altri prodotti, che quindi vengono combinati, che quindi vengono abbinati, e si crea una sinergia del territorio. Cioè, attraverso il prosciutto Veneto DOP noi promuoviamo il Veneto nelle sue componenti, nelle sue realtà, e questo dà l'idea di come si riesca a valorizzare la ricchezza di questo territorio, che ha una grande, lasciatemi passare il termine, biodiversità. Noi abbiamo la fortuna, lo diceva anche Farinetti, no? questo piccolo lembo di territorio nel mondo che riesce a avere questa molteplicità, questa diversità, questa biodiversità per le condizioni geologiche, morfologiche, climatiche, che danno a noi quel vantaggio in più rispetto agli altri di avere l'opportunità, proprio per il nostro territorio, ma anche per tutte le genti che ci sono state in questo territorio, di produrre tante cose buone, grazie anche ad un lavoro che ci sta dietro, che da secoli viene portato avanti. E l'esempio è proprio rappresentato dal prosciutto Veneto DOP. Un prosciutto che quindi diventa non solo un prodotto dove viene appagato il gusto, ma, come in questo caso, 12 giorni in cui anche si abbinano eventi, manifestazioni nell'ambito culturale, nell'ambito sociale, di solidarietà, e che dimostrano quindi che attraverso un'eccellenza del territorio specifica
si possa in realtà dare avvio a una molteplicità di iniziative che poi coinvolgono tutti gli altri sensi, che poi permettono alle persone di vivere delle esperienze. E questo ti fa vivere un territorio, e questo fa la diversità e permette di apprezzare un prodotto del territorio. Perché se noi ci limitassimo a, ripeto, gustare un prodotto, a degustarlo, sarebbe riduttivo. Se noi vogliamo che resti nella storia, nel percorso, nell'esperienza delle persone, dobbiamo inserirlo in una realtà più ampia, che permette quindi a livello anche emozionale, a livello di esperienza, di vivere dei momenti importanti, e questo lo sarà quindi per i 12 giorni a Montagnana, grazie quindi anche all'amministrazione, al consorzio, al partner, che riescono quindi a trovare anche delle formule accattivanti per degustare nella maniera migliore uno dei prodotti, una delle eccellenze del territorio. E quindi mi piacerebbe sentire i protagonisti che contribuiscono appunto alla realizzazione di un evento di esperienza di una parte del nostro territorio provinciale padovano. Quindi io come consigliere regionale, sapete, rappresento il Veneto, perché ogni consigliere regionale rappresenta tutta la regione, ma permettetemi, sono sempre orgogliosamente padovana, e quindi quando si può in qualche maniera valorizzare il nostro contesto padovano lo faccio sempre con molto piacere. E inviterei quindi qui con me il sindaco di Montagnana, Giampaolo Lovato, per portare il saluto e per raccontarci in 2 parole, anche dal suo punto di vista, questa esperienza, questo evento del prosciutto Veneto DOP. Bene. Grazie Elisa e grazie al Presidente. Hanno fatto una relazione che sul prosciutto, specialmente il Presidente, ha fatto proprio la storia un po' del nostro prosciutto. Cosa mi resta da dire? Mi resta da dire che qua c'è scritto prosciutto Veneto DOP in festa. Io dirò prosciutto Veneto DOP in festa, ma in festa Montagnana. Montagnana, spero che quest'anno il tempo sia, che Giove Pluvio ci risparmi qualche giornata, e speriamo di tornare come il 22, quando c'è stato veramente 12 giorni fantastici. Però, come ho detto, malgrado che anche l'anno scorso il tempo fosse stato un po' inclino, abbiamo avuto lo stesso una grande affluenza, ma speriamo di raggiungere l'affluenza del 2022, quando abbiamo quasi raggiunto le 150.000 unità. Questo per Montagnana, ma non solo per Montagnana, per tutta la Bassa, questa famosa Bassa, ma non solo per la Bassa, ma per quel territorio che va dal Vicentino, dai Colli Ugani ai Colli Iberici e verso il Veronese, di portare in avanti questo territorio che, malgrado non abbia questa industrializzazione, e speriamo che adesso un po' alla volta venga avanti anche una strada che ci aiuti a raggiungere altri centri, questo territorio ha veramente tanto da dire e tanto da portare. Quindi speriamo che tanta gente non solo venga a vedere Montagnana, i suoi palazzi, le sue chiese, le sue mura, i suoi castelli, ma possa anche conoscere quello che c'è attorno a Montagnana. Ecco, io vorrei ricordarmi una cosa: nei primi anni 80, a uno dei primi congressi medici che sono stato a Milano, in via Monte Napoleoni, c'era una drogheria che vendeva il prosciutto di Montagnana. Posso fare anche il nome. Lateralmente all'entrata di questa piccola drogheria, però in via Monte Napoleoni, che siamo andati dentro, era neanche un 5x5, c'erano 2, posso dirlo, di Soranzo. Parlavamo dei primi anni 80. Adesso non c'è più, io sono stato in via Monte Napoleoni, è sparita. Ecco, questo tanto per dirvi quanto importante è quanto il nostro prosciutto, quindi di questa nicchia, che qua vedo tutti i rappresentanti che sanno lavorare questo prodotto, che questo prodotto è anche una cosa, io vado spesso per una serie di motivi a Parma, vi assicuro che degli amici di Parma ogni volta vogliono sempre un po' di prosciutto di Montagnana. Quindi proprio, bene, io vi ringrazio, ecco, e lascio la parola alla carissima, facendo auguri tantissimi alla sua bambina. Grazie Sindaco. Ecco, l'auspicio è che proprio il tempo in qualche maniera venga incontro, però
So che anche l'anno scorso, nonostante appunto non sia stato dei migliori dal punto di vista meteorologico, però devo dire che le presenze sono state massicce, quindi questo a dimostrazione che nonostante tutto, quando c'è un interesse e quando c'è un'organizzazione che riesce ad attirare, le persone poi riescono a muoversi e quindi partecipano. Adesso inviterei qui con me anche l'assessore al commercio e alle attività produttive di Montagnana, Elisa Rossetto, per portarci un saluto, visto il grande impegno anche da parte sua, e quindi è giusto, ecco, che ci porti il saluto e che ci racconti brevemente anche il suo punto di vista. Buongiorno a tutti, grazie Elisa, grazie alla Regione del Veneto per esserci a fianco in questo come in molti altri progetti che coinvolgono la nostra città. Sono state dette tantissime cose del nostro prosciutto veneto DOP in festa, sono stati detti anche grandi numeri, 150.000 presenze in una cittadina di poco più di 9.000 abitanti come Montagnana, capite bene l'impatto emotivo, ma non solo emotivo, che questo ha su di noi. Coinvolge prosciutto veneto DOP in festa, è una vetrina in cui noi promuoviamo non solo il nostro prodotto principe, che ricordiamolo è un prodotto artigianale, viene lavorato dall'inizio alla fine con una cura, un'attenzione, una passione, ma anche con tanta manualità dai nostri prosciuttifici. Ma coinvolge turismo perché ci porta tantissime persone che godono non solo del palato, ma anche degli occhi, della vista, incontrano, toccano con mano la nostra storia, la nostra architettura. Giova moltissimo anche al nostro commercio e alle attività produttive che vivono questi 12 giorni come un momento molto importante, perché la grande affluenza permette loro di crescere, di confrontarsi con persone da fuori, ma di offrire anche tutto quello che di bello hanno. E credetemi, a Montagnana, ma in tutto il territorio della Bassa Padovana, ci sono delle eccellenze alimentari, artigianali, culturali, turistiche, che meritano di essere vissute. Ecco, prosciutto veneto DOP in festa per noi è una grande vetrina per mostrare alla regione, al nord Italia, a tutti quelli che vengono anche dall'estero, quante cose meravigliose abbiamo e di cui siamo orgogliosi. Come siamo orgogliosi di essere qui oggi, ospitati in questa meravigliosa sede istituzionale, per cui vale davvero la pena di visitare, di essere qui, di mostrarci. E oltre alla Regione del Veneto, qui rappresentata da Elisa Venturini, per cui mi permetto di spendere una parola, Elisa è sempre al nostro fianco, è orgogliosamente padovana, ma io dico che è orgogliosamente della Bassa Padovana, perché con noi per noi è davvero un punto grosso di riferimento. Ringrazio anche il Consorzio, che ormai dal 1971, quindi sono 53 anni, che promuove e tutela questo prodotto da tutto quello che il Presidente Ciambetti ha nominato prima. Ringrazio anche singolarmente tutti coloro che sono componenti del Consorzio, perché voi toccate con mano ogni giorno la nostra realtà, la nostra storia e la nostra economia. E ringrazio il partner, la marca Co&Co, che da ormai qualche anno si prodiga non solo per la promozione di quel momento, ma attraverso questo momento ci permette di uscire come città, di essere noti come città. Per cui davvero grazie a tutti e speriamo che quest'anno sia l'edizione dei record. Grazie. Grazie allora all'assessore Elisa Rossetto, che attraverso le sue parole dimostra sempre l'amore verso il suo territorio, verso il suo comune, la sua realtà. E adesso cederei la parola al presidente del Consorzio di tutela Prosciutto Veneto DOP, il nostro Attilio Fontana, che è un maestro perché è un artigiano del gusto, che rappresenta tutti gli artigiani del gusto che sono presenti oggi, come diceva anche l'assessore Rossetto, artigiano poi è una figura cardine perché l'artigiano porta con sé tutta una tradizione, una storia del territorio fatta dall'intelligenza delle mani, che riescono quindi a trasformare i prodotti e a mettere nel prodotto tutta la sapienza, l'intelligenza, l'amore e la passione che c'è per il lavoro che si fa. E quindi grazie a Attilio Fontana. Grazie dottoressa Venturini. Parto con 2 chicche, poi spero di ricordarmi dei ringraziamenti dovuti. Allora, la prima chicca, la prima notizia è, prima il presidente Ciambetti parlava che era conosciuto come Montagnana.
Allora, cito un dato. 6 anni fa abbiamo fatto una ricerca di mercato tra Veneto, Lombardia, Emilia, Friuli Venezia Giulia e Trentino, in cui chiedevamo ai consumatori quanti conoscessero Montagnana e quanti conoscessero Veneto. Eravamo già al 51% di Veneto, quindi una maggioranza ristretta. Adesso non ho dati di ricerca di mercato, però ho dei dati abbastanza, chiamiamoli concreti. Noi in azienda facciamo molte visite aziendali, quindi gente che arriva da tutto il nord Italia. Merito forse della grande distribuzione che per prima si è attivata a dare l'esatta denominazione, ma quasi tutti ormai, al di fuori di quella che è proprio la zona di Padova magari, ma quasi tutti lo conoscono come prosciutto veneto. Quindi gli investimenti che stiamo facendo negli ultimi anni qualcosa stanno servendo. Purtroppo, come è stato giustamente detto, la coincidenza della nascita del consorzio con la nascita delle regioni ha fatto sì che la politica entrasse a gamba tesa, perché in realtà è stata un po' la politica che ci ha obbligato a chiamarla Veneto. Col senno di poi anche noi produttori abbiamo sbagliato, perché quelli di Montagnana non volevano che si chiamasse Montagnana, quelli da fuori meno che meno, perché tanto erano anni di grande sviluppo, quindi non c'era problema in questo senso. Di conseguenza è stato preso forse il nome sbagliato. Poi c'è stato quel drammatico inserimento di Berico e Euganeo, quindi chiamare un prosciutto con 3 nomi, quando era conosciuto col quarto che era Montagnana, immaginiamoci che fatica che abbiamo fatto e stiamo facendo tutt'oggi per cercare di fare memorizzare quello che oggi è l'unico nome, prosciutto veneto. Nel disciplinare di produzione attuale, e a maggior ragione anche in quello nuovo che è in approvazione in questi giorni al Ministero, si chiama solo prosciutto veneto. Cioè il nome del consorzio rimane Berico Euganeo, perché altrimenti avremmo dovuto andare a Bruxelles per il cambio, però all'articolo 1 dice prosciutto veneto Berico Euganeo, ovvero prosciutto veneto, quindi già nelle etichette appare solo come prosciutto veneto. Bene, questa è la notizia. La chicca, riferendomi al fatto che la dottoressa Vetturini ha accennato alla biodiversità, vi racconto una cosa che ho appreso non più di una settimana fa, riguardo alla nascita del prosciutto veneto. Allora, si era sempre parlato ovviamente dell'età preromana, perché c'era questa tradizione di conservare la carne mediante la salagione, ma il fatto che in questa zona di produzione, esattamente nella zona vicino a Noventa Vicentina, all'Ozzo Testino, vi fosse veramente la nascita, me l'ha raccontata un noto studioso padovano, qualcuno lo conosce, il professor Marcello Fraganzani, che mi ha invitato nel suo castello a Valbona proprio per dirmi questa scoperta che aveva fatto. E lì a Valbona nel 1300 c'erano praticamente paludi. Quindi hanno pensato di dire mettiamoci di maiali, cerchiamo di sfruttare in qualche maniera il territorio, i maiali nella palude in qualche maniera ci stanno. Lì vicino c'è la località Saline di Noventa Vicentina. Io non sapevo che Saline avesse veramente attinenza a una capacità di produrre un tipo di sale. I contadini dell'epoca hanno detto, beh insomma dai, abbiamo i maiali, abbiamo il sale, perché non proviamo a conservare la carne mediante? Ed è lì che sembra essere ascritta la nascita del prosciutto nella nostra zona. Una riprova secoli dopo è che a livello, chiamiamolo industriale, anche se poi di fatto era artigianale, ma la prima azienda produttrice era nata proprio a Noventa Vicentina, la Pietro Zanuso SPA nel 1837, un'azienda che è stata operativa fino agli anni 70 del secolo scorso, anni 80 del secolo scorso. Quindi ecco, la nascita viene proprio nell'ambito proprio del nostro area di produzione. Dopodiché Montagnana ha avuto un maggiore sviluppo, ha avuto un maggior numero di aziende, anche se le aziende industriali sono più postate verso il Vicentino. Però insomma per una serie di motivi Montagnana è rimasta al cuore, anche per la sede del consorzio, eccetera, eccetera. Bene, un'altra cosa, la festa rappresenta la miglior vetrina verso il consumatore, anche per un banalissimo motivo. Cioè mangiare un prosciutto, degustare un prosciutto appena affettato è tutt'altra cosa che andarlo a prendere al negozio alla mattina e magari mangiarlo alla sera. Quindi credo che il successo della manifestazione sia dato anche da questo motivo, cioè da questa freschezza. Esattamente, il consumatore se lo fa affettare al momento e lo degusta subito, quindi in realtà lo può apprezzare nella miglior condizione e questo è certamente un vantaggio. Dopodiché
grazie alla Marche & Co che organizza l'evento, grazie a Regione Veneto che da sempre ha creduto in questo progetto, grazie in particolare alla dottoressa Ventorini che in maniera particolare ci ha aiutato, e grazie alla Camera di Commercio di Padova e a tanti altri enti che hanno creduto e credono in questo progetto, siamo arrivati a questi numeri. Quest'anno è la 24esima edizione. Siamo particolarmente orgogliosi perché quest'anno alcuni concorrenti si sono fermati. Adesso non è che bisogna essere contenti perché i concorrenti si fermano, però ci rendiamo conto che probabilmente c'è una curva sopra la quale è difficile poter arrivare, cioè portare 120-150 mila persone, cioè, con tutta la buona volontà, credo che sia un record che possiamo consolidare, ma che sarà anche difficile poter aumentare. Comunque dai, noi andiamo avanti, ci crediamo, e ancora per qualche anno. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, lascio parlare poi la Marche & Co. Volevo dire un'altra cosa riguardo alla questione marketing territoriale. Allora, in questo caso io ringrazio i colleghi dell'aceto balsamico di Modena, il tradizionale, quello normale, diciamo, DOP, che hanno creato praticamente il turismo DOP. Loro con un convegno molto interessante fatto qualche mese fa con l'organizzazione della Fondazione Qualivita, loro hanno detto ci sono dei prodotti di eccellenza in Italia, in particolar modo i piccoli prodotti, che posizionati in particolari aree del paese. E allora la nostra area cos'ha? C'ha 2 città murate all'interno, c'ha un bacino di ville palladiane immenso, perché ne ho contate 5 o 6 all'interno dell'area di produzione del consorzio. Abbiamo mura, castelli, abbiamo il parco regionale dei Colli Euganei, abbiamo la vicinanza di Colli Iberici, quindi abbiamo veramente tutto quello che serve per un visitatore per venire nella nostra zona e apprezzare. Allora, Montagnana, perché ovviamente bisogna dire, ma anche tutto il resto dell'area di produzione. Abbiamo veramente una ricchezza di territorio che va assolutamente sfruttata. E questo, ripeto, non è prerogativa soltanto dei piccoli consorzi che magari da soli non riuscirebbero a lanciare il loro prodotto sui mercati internazionali, ma me l'hanno confermato anche per esempio i direttori e i presidenti di mega consorzi, per esempio il Grana Padano, che è il più grande consorzio europeo, credono moltissimo anche loro a questo fatto dello sviluppo del territorio e lo sviluppo anche dei prodotti di eccellenza. Oltretutto, quest'anno come gli anni scorsi, utilizziamo una sinergia con altri prodotti certificati. Quest'anno avremo il Monte Veronese DOP, quindi non c'è niente di meglio che andare a proporre dei prodotti d'eccellenza e far considerare questa fiera, questo festival, questa festa, chiamiamola come vogliamo, veramente una manifestazione a tema e non una sagra. Io veramente quando sento dire la sagra, quando si parla di sagre è un'altra cosa. Questa veramente è una manifestazione a tema, forse questo è il motivo per cui dura da tanti anni e soprattutto perché ha raggiunto anche livelli di una certa importanza dal punto di vista della comunicazione. Grazie mille. Grazie Presidente. Ci hai fatto già gustare, sai, il prosciutto con le tue parole. Già viene l'acquolina in bocca. Ma, tra l'altro dimostra come mangiando il prosciutto in realtà in qualche maniera si assapora anche la storia. Quindi pensate già dal 1300, sapere che nel nostro territorio parte questa tradizione secolare, dimostra come ci sia valore in quello che noi mangiamo. Adesso io cederei la parola. Intanto ringrazio per la presenza l'amministratore delegato Elena Donolato di Marche & Co, che è appunto il partner di questa kermesse, di questo evento di grande portata, e la inviterei qui per raccontarci anche da un punto di vista organizzativo e capire come verrà strutturata la manifestazione, una manifestazione che abbiamo detto dura 12 giorni e sarà un momento coinvolgente per il territorio del Montagnanese. Allora, grazie Elisa, a nome del tutto...
di tutta la nostra azienda, e grazie alla Regione per supportarci. Ringraziamo anche il Consorzio e tutti gli associati perché hanno rinnovato la fiducia nella nostra organizzazione, e non per ultimo il Sindaco, gli assessori e tutto il Comune per ospitarci sempre con entusiasmo all'interno della loro città. Venendo invece all'organizzazione dell'evento, siamo giunti alla 24esima edizione e, come ha detto chi mi ha preceduto, queste 150.000 presenze sono derivati da anni di campagne pubblicitarie che si sono diffuse non solo nel territorio veneto, quindi toccando tutte le città del Veneto, ma anche oltre i confini regionali. Quindi abbiamo presenze che vengono dalle città di Ferrara, di Bergamo, di Mantova, e quindi tutto il centro-nord, tutto diciamo il nord-est viene a visitarci, insomma, durante la manifestazione. Quest'anno abbiamo addirittura dei gruppi che si sono prenotati da Merano e da Reggio Emilia, quindi insomma ci sono tutti i presupposti perché insomma l'evento continui a crescere. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, ci piace molto collaborare con il territorio, infatti quest'anno per la prima volta l'Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana ci organizzerà un menù completo durante una serata dove appunto i ragazzi non solo supporteranno il servizio al tavolo, ma creeranno anche un primo piatto e un dolce per farsi insomma degustare a tutti quello che stanno imparando nel corso della loro insomma crescita professionale futura. E come organizzazione noi crediamo molto nelle sinergie con i territori, infatti anche quest'anno abbiamo invitato nelle serate a tema che organizziamo durante la settimana alcuni territori sia del Veneto, quindi l'Altipiano di Asiago, piuttosto che Verona con i tortellini di Valleggio, il comune di Requaro Terme, ma quest'anno per la prima volta in assoluto abbiamo creato questa sinergia con la città di Piacenza. Infatti uno dei ristoranti più storici di Piacenza verrà a presentare una tipicità del loro territorio che sono appunto i tortelli piacentini, e quindi insomma cerchiamo sempre di trovare contenuti nuovi affinché insomma ci sia sempre qualcosa di nuovo per attirare il nostro pubblico. Oltre appunto, come diceva il presidente Attilio, abbiamo rinnovato questa rete tra eccellenze agroalimentari, e quindi avremo il Monte Veronese DOP anche quest'anno. Stiamo organizzando con uno chef che venga a realizzare un primo piatto col Monte Veronese, insomma una cosa un po' carina. E ovviamente i prosciuttifici apriranno le loro porte ai visitatori e ai turisti per un po' spiegare quali sono i loro segreti produttivi, spiegare quali sono le caratteristiche del prosciutto e insomma tutto quello che può incuriosire e attirare i visitatori. Alcuni momenti di approfondimento li faremo anche in piazza, in modo tale che tutti possano appunto apprendere questo segreto della dolcezza del prosciutto veneto DOP. Non mancheranno i momenti ludici, ovviamente, come momenti musicali, mercatini, grazie alle partnership che facciamo con dei grossi gruppi radiofonici del Veneto, e quindi insomma ci sarà un po' per tutti i gusti, per tutte le età, insomma un bel contenitore di eventi, ecco. Finisco solo per ringraziare la Camera di Commercio e Venice Promex, che anche quest'anno ci hanno supportato, e Moratto Pane come partner, e ovviamente tutti voi, e grazie. Grazie. Bene, allora ringrazio Elena Donolato e anche Roberto Donolato che vedo presente oggi, e non ci resta a questo punto, abbiamo capito la ricchezza di eventi che vanno a costellare
l'iniziativa, non ci resta che ritrovarci quindi dall'8 al 19 maggio a Montagnana, qualsiasi tempo ci sia, perché comunque sarà una grande festa. Avremo modo quindi di, come abbiamo detto, degustare un'eccellenza della tradizione enogastronomica del nostro territorio, ma non è solo quello, perché come avete sentito c'è tanto altro per vivere Montagnana, per vivere il territorio montagnanese, per vivere quindi il padovano e poter così valorizzare e anche avere la consapevolezza che viviamo in un territorio splendido che ci offre tanto, che ci dà tanto e basta solo a noi crederci e volerlo valorizzare. Mi permetto quindi di salutare tutti, anche con la presenza del collega Arturo Lorenzoni oggi, altro consigliere regionale padovano, e permettetemi anche un ringraziamento alla mia segreteria e in modo particolare quindi all'avvocato Brocca che è qui presente oggi, che ha contribuito all'organizzazione. Quindi grazie a tutti e ci vediamo quindi dall'8 al 19 maggio.